Ai più, il nome Joseph Merrick non dirà assolutamente niente. Eppure quest'uomo sfortunato ha conosciuto una fama tragica sotto un altro nome. Un nome partorito dalla crudeltà con la quale dovette suo malgrado convivere per tutta la sua breve e triste esperienza. Elephant Man. Quando Merrick venne al mondo, il 5 agosto 1862 a Leicester, era un bambino del tutto normale. Le prime avvisaglie del terribile male che lo afflisse si manifestarono intorno ai 2 anni, quando il suo corpo iniziò a trasformarsi in modo mostruoso, dandogli un aspetto grottesco e inumano. Da campioni di DNA prelevati da ossa e capelli appartenuti a Merrick e analizzati in laboratorio, nel 2003 si scoprì che egli soffriva di un morbo estremamente raro, chiamato sindrome di Proteo. Tale malattia colpisce pelle, ossa e tessuti che crescono in maniera incontrollabile. Ma il destino è beffardo. La condizione che afflisse Merrick colpisce il corpo, ma non la mente. Pertanto, il pover'uomo era terribilmente conscio della propria condizione. Cacciato di casa dopo la morte della madre, Merrick trascorse gran parte della giovinezza in strada, deriso e rifiutato da tutti, a causa della sua tremenda deformità. Ma fu proprio il suo aspetto particolarmente orribile che lo fece notare un impresario di freak show, ovvero esibizioni molto in voga in quell'epoca, dove si mettevano in mostra gemelli siamesi, donne barbute, nani e altre deformità per il sollazzo della gente. Merrick, divenuto l'uomo elefante, fu trattato in modo decente, acquistando anche una certa notorietà. Almeno fin quando nel 1886 tali spettacoli furono dichiarati fuori legge nel Regno Unito, cosa che costrinse Merrick a trovare un impiego simile in Belgio, dove però non ricevette lo stesso buon trattamento. Di ritorno a Londra, l'uomo elefante contrasse una seria infezione bronchiale che avrebbe potuto avere esiti fatali se non avesse incappato nel dottor Frederick Trivers, che esercitava la professione medica al Royal London Hospital. Incuriosito dal punto di vista scientifico e impietosito dal lato umano, il dottor Trivers fece in modo di procurare a Merrick un alloggio permanente presso l'ospedale. Tra i due nacque una forte amicizia e probabilmente il dottor Trivers fu uno dei pochi, se non l'unico, capace di vedere il vero aspetto di Merrick dietro la sua mostruosità. Il giovane sfortunato era tanto gentile e intelligente quanto orrendo, capace di comporre poesie e altri pregevoli scritti. Manifestò più volte il desiderio di essere trasferito in un istituto per ciechi, nel quale avrebbe potuto trovare una donna che non fosse spaventata dal suo aspetto. Gli ultimi anni di vita di Merrick furono sereni. Divenne una sorta di celebrità presso l'alta società vittoriana e persino la regina Vittoria volle incontrarlo. L'11 aprile del 1890 Joseph Merrick morì per soffocamento al seguito del fatto di aver dormito sdraiato anziché seduto. La sua testa troppo pesante, infatti, non gli consentiva tale posizione. È un mistero cosa lo abbia indotto a farlo. Aveva solo 27 anni. Per quanti desiderassero conoscere questo emblematico personaggio, il London Royal Hospital ha conservato il suo scheletro deforme per scopi scientifici. Alcuni ventilarono l'ipotesi che Joseph Merrick fosse responsabile di una sequenza di crimini che si svolsero a Londra in quel periodo, firmati da Jack lo Squartatore. Assurdo solo pensarlo, dato che la malattia di Merrick lo obbligò a camminare malfermo con il bastone. Ma sorge spontanea una riflessione. Forse l'aspetto esteriore dell'uomo elefante, il cui animo era invece sensibile e gentile, era l'esatta copia dell'io interiore di Jack lo Squartatore, una persona che poteva confondersi con gli altri, chissà, forse persino attraente, ma che celava dentro una bruttezza spaventosa.